Pronti? 1, 2, 3. In qualche modo sono andati, è veloce Dallasti che prende la testa nei confronti Numero di DP che 4 va a chiedere Danubio strada. Tab squalificato. Sono partiti molto forti quelli dei 20 metri, ha sbagliato Danubio Tav. Cerca di andare in avanti anche Drake Gar che è partito da 20 metri, intanto DP passa in 15,4 i primi 200 metri di corsa, in seconda posizione Dallasti, in terza Caio Vettonio, di fuori Volton Jet, prosegue in mezzo alla pista Drake Gar che punta in avanti, 400 metri iniziali passati in 30 da DP, arriva al suo esterno Drake Gar, alla corda rimane Dallasti che precede Caio Vettonio, poi Volton Jet di fuori, passa Drake Gar dopo 550 metri di corsa. 44,9 comunque la spesa per Drake Gar per passare. Lui arrivava da 20 metri, scarta Drake Gar che prende l'uscita e sbaglia. Numero 9 Drake Gar squalificato. E così rimane al comando DP nei confronti di Dallasti, di fuori Volton Jet, in seconda pariglia Bluff dei Greppi, terza alla corda è Caio Vettonio che precede Carpe Diem Call, metà gara in 1.15,6 per il leader DP che continua in vantaggio sempre su Dallasti e Caio Vettonio, Volton Jet di fuori che fa fatica a progredire, Bluff dei Greppi attende in pariglia, poi ancora Crusoe dei Greppi alla retroguardia, Barnaba Baba. 15,1 sotto alle tribune, 1.37 1.200 di gara. DP che prosegue indisturbato leader, Dallasti sempre nella sua scia, poi Caio Vettonio muove ora Bluff dei Greppi che corre 700 metri, sposta in terza ruota Nicola Del Rosso, inizia a risalire, è a lato ora di Caio Vettonio. DP prosegue in vantaggio su Dallasti, Bluff dei Greppi che risale piano piano, guadagnato posizioni di dentro Barnaba Baba, 15 la retta di là, 2-1-1 il miglio, con DP che continua in vantaggio nei confronti di Dallasti. Bluff dei Greppi ha finito, prova a venire via Barnaba Baba che sposta in mezzo alla pista, DP in vantaggio a 200 dal palo, Dallasti che sposta al suo esterno, Barnaba Baba in mezzo alla pista di dentro, Caio Vettonio è in vantaggio DP che prova la difesa, Dallasti che scatta a centropista, Barnaba Baba, il parziale di Barnaba Baba che li vola tutti in 200 metri. Dallasti è seconda, DP terzo, 1.15,8 per la testa, ovviamente vale un paio di secondi in meno per Barnaba Baba. Otello Zorzetto per il training di Alessandro Raspante, i colori della scuderia Calesso Filomena, è rimasto nascosto in corda per tutto il percorso, gli ultimi 300 metri ha avuto la destra libera e ha ribaltato i rivali. È venuto a vincere nettamente Barnaba Baba al primo, Dallasti al secondo, DP al terzo.